Ascoltamos a Giacomo, prego. Saluto a tutti, è una questione bitesa in foghese, quindi se le pregate come ribada, a ognuno la lingua sua e sono tutti uguali, e non è che il bittese è più importante del foghesino, uguali si tutti. Augusto, intanto complimenti a chi ha realizzato il filmato e a Sant'Agnello per la ballata che ci ha cantato sulla poesia di Vittorio. Il filmato con la testimonianza iniziale di Luisa e quella immagine di Vittorio che si riscalda le mani e che non vuole il cappotto suppletivo che il padre gli propone ricorda le pagine che Peppino Fiori scrive nella vita di Antonio Gramsci, quando Antonio Gramsci era nella zona della Marina a Cagliari e Moria del Friusu, commenti Moria del Friusu, Vittorio a Nuoro. È un'immagine bellissima che davvero mette sullo stesso piano Vittorio con Antonio Gramsci per la volontà di studiare, per la volontà di emanciparsi. Gramsci narrava istruitevi su Vittorio, il libro su De Vittorio, queste conoscenze, che ho innanzi proprio cose. Luisa ha raccontato un episodio che illumina di immenso Vittorio che da bambino vuole raccontare l'alba vedendola, cioè non essere un giornalista dei computer di cui su seccio non sa capire chi gasta il suo computer, no, voleva vedere l'alba sorgere su soli indiesi dei summari e poterlo raccontare. In questa cifra, in questo episodio raccontato da Luisa, c'è la statura del giornalista e del cronista. Io mi sono ritrovato in molti dei titoli che sono apparsi, alcuni li ho fatti io, quello Bitti il tempo libero tra il bar e la strada, il mio, esatto, perché io ho conosciuto Vittorio, lo avevo nominato corrispondente io da Bitti, perché lui seguiva le cronache che io facevo da Ottana. A me i sindacalisti del Sulcis, siccome io elogiavo molto i sindacalisti di Ottana, ricordatevi che i sindacalisti di Ottana sono quelli che hanno detto no al raddoppio di Ottana, cioè ci volevano le palle in quegli anni per dire no. E i sindacalisti del Sulcis erano ancora legati al carbone, cosa ecce, e i sindacalisti del Sulcis, anche per simpatie, quando mi vedevano nelle assemblee loro mi dicevano mi è arrivato il figlio di Ottana, e io non mi offendevo naturalmente. Quando una volta c'era stato uno sciopero ad Ottana, era presente anche Vittorio Sede, era stato già nominato corrispondente dell'Unione, mi aveva detto Casa Cairasi per fare uno sciopero un bida, doveva essere il 78, credo la primavera o l'inizio dell'estate del 78, per lo sciopero, per l'attività dell'Alfa Beta Gamma Betatex che iniziava lì a San Giovanni e che si capiva già dall'inizio che non c'era capacità industriale. Guardate che io sono un industrialista convinto oggi più di prima. Il problema non è l'industria, è la cattiva gestione dell'industria. Nel filmato, lo ha detto poco fa anche il nostro grande Asproni, cosa ci è stato detto? Che è chiusa la fabbrica di Bitti, 1000 abitanti in meno. A Detroit, quando c'erano le auto, c'erano 1.300.000 abitanti, scomparse le auto, oggi sono 620.000. Che non c'è trabalho, la gente se ne anda, è logico. E in questa Sardegna che non ha progetto industriale, non ha progetto turistico, non ha progetto culturale, è chiaro che la Sardegna si spopola. Se non c'è lavoro la gente scappa. Quindi Vittorio con quegli articoli ci propone l'attualità di oggi con temi, soprattutto quelli legati allo spopolamento. Io adesso vi leggerò una poesia e la commentiamo assieme, con osservazioni
che non sentiamo nelle aule del Consiglio regionale, questa che sia un teatro, non hanno la sensazione, non hanno il polso di che cosa voglia dire vivere in un paese dove mancano i servizi, dove anche i collegamenti sono un disastro e dove non c'è lavoro. Se non c'è lavoro non c'è vita, e oggi non c'è né in campo regionale né tantomeno in campo nazionale un progetto di sviluppo. Noi chiudiamo l'Ilva di Taranto, 10 e lode. Stiamo importando il 380% di acciaio dalla Cina, lì lo producono, noi non ne produciamo, dobbiamo fare le solette, dobbiamo fare le ringhiere e comprare sul vero da forza. Che progetto è questo? Vittorio invocava un'industria sana, che creasse lavoro sano, che creasse prodotto, che creasse reddito. Vittorio in questa poesia intitolata Paese, e io vengo da Foghesu, che è un paese che 25 anni fa aveva 2987 abitanti, adesso ne ha 1812. Il paese delle agonie giace oltre la montagna di calcare, le nuvole la sera arrivano, tingono di grigio l'azzurro in lontananza che scompare, e il ricordo è un vicolo, un selciato, un filo di fumo che sale e che sfiora la collina, il campanile, un tetto, tegole di ruggine eterne che corrode ferro, ringhiera, ruota di carro che schianta in terra dimenticata. Dite, è solo un sogno lontano alla deriva della sera? Qui siamo, ragazzi, davanti, amici di Bitti, davanti a un poeta, cioè Vittorio entra nel Pantheon bittese con Giorgio Asproni, con Michelangelo Pira, col senatore Musio, perché è un grande Vittorio, e va ringraziata l'amministrazione comunale che propone al paese la figura di un suo cittadino che ha studiato, che ha scritto, che ha insegnato e che con i suoi scritti lascia dei documenti che sono importanti. Guardate, quando lui parla dello spopolamento usa il paese delle agonie e Giuda, ormai sa morto l'agonia, il paese che muore. Voi andate lì, ma io l'ho visto anche stasera arrivando a Bitti. La Bitti che ricordavo io era un'altra. Devo venire a Picciochetto, uno di Nerano Toronese, non mi ricordo il suo nome, lavorava per la Fiummetta Assicurazione, non mi ricordo il nome. Lavorava per Peppino Pugno. È un'altra Bitti, una Bitti abbandonata. La gente va ad abitare altrove e non torna alla vita, è un errore. Una ida deve tornare a Saida, Cancarave de tornare. Paesi feriti con l'erba che non cresce, ha cantato anche alcune strofe il nostro cantante. Paese di ballitondi, guardate queste immagini, paese di balle, noi ogni tanto si arrabbiano, noi colpamenti. C'è una batteria come le ferrovie elementari, scartamento ridotto, dei ballitondi rimasti a semicerchio nelle piazze deserte. Nelle piazze deserte. Io qualche settimana fa sono rientrato da Zara a Perdasevo, quindi percorrendo almeno una ventina di paesi. Da Zara, vita mia, non ha pagato un senso strada, nessuno. La Sardegna è deserta. Noi fra 30 anni avremo 350.000 abitanti in meno. In queste poesie Vittorio denuncia questa catastrofe antropologica, prossima avventura. Paesi senza bandiera, ce lo ha cantato Sant'Aniello, feriti da parole menzognere,
Guardate che le parole menzognere sono anche quelle di chi vuol vendere il pecorino al billionaire. Sono cazzate che ci propongono e nelle quali cadiamo, e i giornali fanno da sponda. Aveva ragione Vittorio di lamentarsi della scarsa sensibilità delle fonti di informazione, che sono responsabili quanto alla politica e classe dirigente anche quella, però oggi non c'è. Di noi dispersi in altri luoghi, ecco su di Sterru, la diaspora, l'emigrazione che torna, di noi in pena, non sei uè sul microfono che non funziona, condannati a non voltarci indietro. Oppure in questa collina ci fu un paese. Guardate che queste sono pennellate tragiche di morte civile dei nostri paesi, cioè avremo una Sardegna che all'interno non ha più Ridasa, vivremo tra Olbia, Pula, Cagliari eccetera eccetera, e sul resto delle Omorri di case ora in abbandono. Vi stavo dicendo, queste osservazioni di Vittorio, e io starò nel quarto d'ora che mi è stato assegnato, disegnano un Vittorio che era un programmatore, che vedeva nella necessità dell'istruzione intanto e del lavoro la forza con le quali si rianimano i nostri paesi, che ormai sono diventati paesi di anime morte, paesi di anime morte, dove è difficile anche incontrarsi, dove le assemblee sono di 10-12 persone. Questa è un'eccezione a Bitti oggi, e bisogna ringraziare Vittorio che ha avuto la calamita per portarvi qui dentro. Io qui ho segnato altre storie che non leggo per non farla troppo lunga, però emerge in tutti questi libri, sui moti di Siniscola della crisi sarda del 1906, emerge proprio la passione dello storico. E se voi leggete le cose che Vittorio scrive, le fa da storico vero. C'è una poesia in italiano che ricorda, che riannoda i temi di Vittorio. Smarriti, vicino al mare. E qui siamo alla poesia alta. La poesia è la massima espressione, la funzione più nobile del linguaggio è quella poetica, e Vittorio usa la poetica, la poesia per parlarci. Ferme le rocce al di qua del mare, richiamano bollenti l'odore acre del fumo, e ritorna nella mente a piedi nudi il passo che scopre fili d'erba e armi nascoste, incorona in mezzo ai graniti grigi di colore. È un poeta Vittorio, è stato un insegnante, è stato un maestro, è una figura che va proposta agli studenti. Gli studenti di Bitti, di Siniscola, di Orani, devono conoscerlo, devono conoscerle queste opere che vanno stampate. Se ne occupi il comune, se ne occupi Gesù Cristo, qualcuno, ma vanno stampate, vanno diffuse. Quelle in sardo vanno anche tradotte, perché il vostro dialetto è molto più difficile del campidanese, per esempio, e va proposto proprio per esaltarne la bellezza, perché avete una bellissima lingua. Poi anche questa idea di chiamare la sua rivista Conoscenza, e qui siamo nel solco gramsciano dell'istruitevi, istruitevi, istruitevi, che è fondamentale in Sardegna. Avantieri avrete letto sui giornali, è stato confermato che la provincia di Nuoro, la cosiddetta Telesarda, è quella che ha il maggior tasso di dispersione scolastica in Italia, 47,2%, è una bregungia, la peggiore in Italia.
Del resto cosa ci danno? L'esempio i ministri che non si laureano e che esaltano quasi la non laurea come plusvalore. Ma te non sei un laureato, accidenti, complimenti. E poi ti metti a fare il programmatore, a fare il ministro dello sviluppo economico senza sapere che cos'è una busta paga e che cosa vogliamo che l'Italia cresca in queste condizioni. Nuova Conoscenza. Qui c'è una cosa sulla delocalizzazione che è grandiosa. Qui c'è un dibattito bellissimo fatto assieme a Nino Frontettu su Berchida e Vidarosa. Il turismo è una delle nostre carte vincenti, ma il turismo non è fare un piatto di salsiccia in un piatto di plastica, è altra cosa. Il turismo è intelligenza, il turismo è parlare 5 lingue, il turismo è saper organizzare la valorizzazione del romanzeso o la valorizzazione dei nostri siti archeologici, ma dobbiamo saperlo fare. Ci sono le eccezioni naturalmente. Se voi andate nei nostri villaggi archeologici vi vergognate da come le guide non sanno parlare, non sanno esporre la bellezza dei nostri siti nuragici, perché sono persone assunte così, che fanno bene di buste paga, ma che si dà una cosa grave. È colpa tutto colpe fuori, tutto Pagarantoni. Stavo dicendo, il turismo che sogna Vittorio parlando di Vidarosa e di Berchida è il turismo da valorizzare nelle bellezze ambientali. A Tortolina, dalla spiaggia di Orrì, c'è un petroglifo sulla spiaggia. Io per chi fa il bagno lì gli farei pagare 500 euro a tuffo, perché stanno facendo il bagno in un posto che è storia, archeologia, è storia dell'arte, è storia dell'uomo, e a Tortolì manco lo sanno. Se voi andate ad Abbasanta mangiate le pizze surgelate motta e dove lo fai? Però per avere il turismo che voleva Vittorio ci vuole questa conoscenza. Bisogna studiare, mettere il culo nella seggiola e farli studiare i nostri ragazzi, fargli capire che cos'è il turismo, che non è dare la carne che arriva dall'Argentina, è dare la carne nostra, ma noi siamo di Feus, è dare i pesci nostri, ma 9 pesci su 10 di quelli che si mangiano in Sardegna arrivano dall'Oceano Atlantico, perché non sappiamo valorizzare il mare. Questa era la Sardegna che immaginava Vittorio, che voleva Vittorio, una Sardegna attiva, perché con le bellezze naturali che abbiamo la capacità di attirare capitali, però noi non siamo in grado di farlo. Le nostre chiese romaniche che cosa ci rendono? Una musicata, nulla. Non facciamo un concerto nella chiesa di San Nicola di Ottana, nulla. E allora siamo incapaci di valorizzare il bene che abbiamo. Il vero turismo sardo è uno dei capitoli del numero del 2003, numero 1, eccetera eccetera, i pezzi di Vittorio. Io vado a concludere perché eravate troppo lunghe voi. Voglio ricordare soltanto uno degli ultimi incontri che ho avuto con Vittorio, è un paio di 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, lo saprà più Antonello Pipere di me, quando è stato inaugurato il busto per Luigi Giorgiano a Siviscola. Era venuto l'attuale presidente della regione, che era segretario del partito sardo d'Azione, Deus Goverdoni per il nome che usa,
è il presidente della regione che è stato ricevuto a Cagliari in prefettura. Cioè io mi chiedo se Mario Melis sarebbe andato in prefettura a farsi ricevere in casa sua dal presidente del Consiglio, ma che ancora di andare a Villa Devoto o a San Regione. Vabbè, questo mi è uscito, scusate. Volevo dire questo. Incontro Vittorio a Siniscola e ovviamente si parlava di Luigi Giorgiano, quindi di una delle figure più belle che noi abbiamo avuto. Io poi da ragazzino, io sono stato segretario del movimento universitario sardista, ma il mio sardista era quello autonomista, federalista, non era il federalismo separatista, poi si inquieta questo uno, no, no, ti conosco bene e apprezzo quello che fai. Volevo dirvi che il sardismo del quale parlavamo con Vittorio, io poi ero più figlio di Camillo Bellieri che di Emilio Lussu, perché l'ideologo era Camillo Bellieri e faccio di ore e comunque per dirvi quando io e Vittorio che avevamo quel passato ci vediamo davanti questo segretario del Partito Sardo che parla di Luigi Giorgiano senza sapere chi fosse, senza sapere che è stato il primo in Italia a rinunciare alla pensione rubata, non lavora, quindi che pensione, perché mi date il gettone, cioè una figura nobilissima. E per finirla con Oggiano e con Vittorio insieme, io lo cito in ogni articolo. Vittorio Oggiano era di quelli che nel 63-64 nella sezione del Partito Sardo di Via Tola a Nuoro, quella alla fine del corso, c'era la sezione lì e lì si facevano lezioni di politica, ci spiegavano com'erano le cose e abbiamo imparato anche qualche cosa, il culo, no? Il risultato si vede perché mettevamo il culo nella seggiola, ascoltavamo i più bravi, i maestri, Oggiano, sentivamo moltissimo Piero Socciu che era un gigante dell'idea autonomistica, era un avvocato di Ghilarza. Bene, una volta una delle prime lezioni era stata quella di Oggiano che parlava dell'autonomia e diceva, lui ha detto Terraccu, diceva che per non essere Terraccu devi sapere le cose e lui diceva che l'autonomia uno era autonomo quando riusciva a distinguere il diritto pubblico dal diritto privato, li metteva insieme. Difendo me stesso ma difendo anche Bustiano, non difende soltanto me stesso. Autonomia non vuol dire difendere Giacomo Mameli, ma Giacomo Mameli ha gli stessi diritti di Bustiano e viceversa. Dobbiamo convivere, l'autonomia è capire in che modo si convive, quella è autonomia. E il senatore Oggiano e Arnau, quindi ragazzi parlava con Arnau, quindi avrete capito che autonomia è intelligenza e che cosa ci possiamo fare se molti sardi ancora non ne hanno di intelligenza e conoscenza. Allora con Vittorio abbiamo seguito questo percorso di impegno sociale, di impegno civico, di impegno politico. Eravamo entrambi, lui di Pitti, io di Perdasevogo, anche io ho studiato fuori, sacrifici, mio padre mi ha fatto, poi mio padre mi aveva pure mandato ai Salesiani, quindi pagavo anche di più perché pagavo ogni mese 21.000 lire, mischino, non so da dove le tirasse fuori. Per dire che ci hanno creduto. Oggi genitori che credono molto nello studio, ce ne sono di meno amici di Pitti. Quel 47% di dispersione scolastica è un dato che fa male a ciascuno di noi. Dobbiamo chiedercelo perché i ragazzi non vogliono andare a scuola. E allora l'esempio di Vittorio è un esempio vincente che va proposto, ecco perché ripropongo che questi scritti vengano in qualche modo stampati, non lo so, bisogna pensarci e diffonderli, perché io credo che
quando il terreno è innaffiato i frutti li dia, e Vittorio è davvero, come vi dicevo prima, uno da Pantheon bittese e dovete essere orgogliosi di averlo il vostro paesano. Grazie. Grazie.